Io sono Lara, faccio la regina nera da 10 anni, dal 2008 e cos'altro dire? È un ruolo chiaramente molto importante e molto bello, mi dà un'enorme soddisfazione poterlo rappresentare. Io sono Denis e faccio il René, il Re Bianco. Anch'io sono 10 anni che ho questo ruolo perché siamo partiti insieme. Abbiamo fatto un gruppo siamo stati così scelti in 2 re e 2 regine, tutti assieme, siamo partiti 10 anni fa e quindi... Amici di Black and White, bentornati a Marostica. Siamo di nuovo qui in Piazza Castello, sede di grandi eventi culturali. Infatti, poco tempo fa c'è stato il Marostica Summer Festival, che ha ospitato grandi artisti come Fabrizio Moro, Alvaro Soler, Gianni Morandi, Ricky e Simple Minds. Ma l'evento più importante e più noto al mondo è sicuramente la partita degli scacchi viventi. E come potete vedere bene alle mie spalle, è tutto pronto per lo spettacolo di questa sera. Sono riuscita a intrufolarmi all'interno del castello inferiore, dove stasera è diventato il backstage. Quindi prima di raccontarvi la storia, andiamo a conoscere i nostri personaggi. Io sarei Leonora, la figlia del governatore, e praticamente io poi vado in sposa sua, che sarebbe il vincitore della partita a scacchi. Cosa ti aspetti, dato che è la prima volta che fai questo ruolo, interpreti questo ruolo? Beh, è stata un'emozione bella forte, anche perché è la prima volta che partecipo proprio alla partita a scacchi, però bella esperienza. In mezzo a 4.000 spettatori, tra 600 figuranti in costume d'epoca, 100 tecnici e oltre 300 volontari, la partita a scacchi sta per iniziare. La vicenda risale al 1454. 2 nobili cavalieri, Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara, si contendono la mano della bella figlia del castellano Taddeo Parisio. Lei è Leonora. Per evitare spargimenti di sangue, Taddeo proibì lo scontro e decise che la figlia sarebbe andata in sposa a colui che avesse vinto una partita al nobile gioco degli scacchi, che alla fine si rivelerà essere Vieri. Mentre lo sconfitto, purtroppo Rinaldo, sarebbe diventato lo stesso suo parente, sposando Oldrada, sua sorella minore. La storia, oggi diretta da Maurizio Panici, non è altro che una sontuosa sfilata di ambascerie, dame e cavalieri, re e regine, fanti e pedoni. Uno spettacolo con affascinanti coreografie, grazie anche alla partecipazione degli sbandieratori dei borghi e dei sestieri fiorentini. La partita, infine, si è conclusa con un affascinante scenario sulla facciata del castello inferiore, di cascate di luce e fuochi d'artificio.